stiamo portando avanti tutte le linee guida, di fatto le abbiamo chiuse tutte, quindi abbiamo tutta la partita dei teatri, che sapete, dei cinema, dei locali di intrattenimento, quindi delle discoteche, del tema dei casinò e delle sale da gioco. E stiamo attendendo una convocazione da parte del governo per capire cosa si fa rispetto a queste linee guida. In attesa quindi di un cenno da Roma per chiudere la partita delle aperture previste per la metà di giugno. Anche qui, ribadisce Zaia, i protocolli regionali ci sono, si tratta di concertarli a livello centrale, possibilmente evitando l'impasse che si sta registrando sul fronte dei centri estivi per i bambini dagli 0 ai 3 anni. Dico che siamo ancora in piedi con lo 0,3 ed è scandaloso che nonostante siano passati 10 giorni e con le linee guida approvate all'unanimità da tutte le regioni, ancora a tutt'oggi, in virtù, a questo punto è bene dirlo, di un dibattito interno tra ministri al governo, non si sono date delle risposte. Resta la partita degli spostamenti fra regioni a partire dal 3 giugno, salvo imprevisti e fughe in avanti o indietro a seconda delle prospettive. Su questo fronte Zaia ribadisce la linea del Veneto. Per quanto riguarda gli spostamenti, vi confermo la mia posizione di assoluta contrarietà nel chiedere o imporre limitazioni a chi viene in Veneto. Io penso che sia fondamentale che ci sia la libera circolazione. Nella responsabilità ci sono delle regole da rispettare, che sono quelle dei dispositivi. Ma la questione degli spostamenti travalica i confini regionali e anche nazionali, con il governatore che torna sulla posizione della Grecia, ancora intenzionata a mettere chi proviene dal Veneto in quarantena. Ho visto che i greci, dopo le dichiarazioni, sono partiti da tutto chiuso, sono degli appestati, poi hanno ridotto il numero delle regioni, dopo hanno detto fino a luglio. Insomma, un passetto alla volta. Spero che i greci tolgano sta idiozia di regolamentazione. E io non devo andare in Grecia, ma lo dico per un fatto anche di giustezza, visto e considerato che è bene ricordare che la Grecia si trova in area Schengen, non è solo in Europa, è anche in area Schengen, a differenza della Croazia. E la riacquisita libertà di movimento viaggia anche su rotaia. Il fronte del trasporto ferroviario, dopo l'exploit del weekend, resta caldissimo, con Zaia che invoca il buonsenso, pena l'implosione anche economica del TPL. Faccio parte di quelli che pensano che si possa avere un treno con la capacità dell'omologazione, quindi standard, con la mascherina. Cioè, adesso oggettivamente, guardate, in questa sala voi siete seduti uno a fianco all'altro, ma avete la mascherina. Come in aereo, come dappertutto. Altra partita, quella politica, con la manifestazione del centrodestra in occasione della Festa della Repubblica contro le politiche del governo Conte. Una è prevista a Mestre per le 11:30 e qui sarebbe atteso Zaia, che dà il sostegno ma non scioglie completamente le riserve. Noi abbiamo la videoconferenza e cercheremo di far combaciare tutte le cose. Quindi ci sarà? Non ho detto questo, tutti i giorni mi domandate la stessa roba. Avrete la mia foto con le bandiere, vedrete che ce l'avrete.